Buongiorno a tutti signori, ci siamo, bentornati sul nostro canale. Ultime giornate decisive per il nostro Napoli per la vittoria del campionato. Attenzione, perché allo stesso tempo, parallelamente ai risultati sportivi, bisogna osservare con attenzione le prossime mosse di mercato del nostro Napoli. Attenzione, una trattativa della quale vi abbiamo già parlato nel video di ieri sta entrando nel vivo. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale I Signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Come sapete signori, la settimana scorsa è andato in scena un incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per capire quelle che saranno le strategie sul prossimo mercato del nostro Napoli. Il patron azzurro ha promesso ad Antonio Conte investimenti massicci, si parla di circa 200 milioni di euro da investire nel mercato, ed ecco quindi che il Manna, diciamo, e Conte sfogliano una margherita di nomi in grado però di alzare notevolmente la qualità della rosa azzurra. Allora signori, per primo nome partiamo da Comuzzo della Fiorentina, giocatore sul quale eravamo già a gennaio, salvo poi commisso far saltare tutto per le richieste esose per il suo centrale, un centrale che ha fatto benissimo nella prima parte della stagione per poi perdersi un po' in queste ultime battute finali nella Fiorentina, però è un profilo italiano che è graditissimo da Antonio Conte e da Aurelio De Laurentiis, che fiutano un po' un Buongiorno bis, quindi un giocatore magari non forte come Buongiorno ma che potrebbe comunque far molto ma molto comodo e soprattutto è italiano. Questo era il primo nome signori, e c'è appunto un accelerato in queste ore in quanto Manna ha intensificato i contatti con l'entourage di Comuzzo. Vedremo se alla fine il Napoli riuscirà a battere la concorrenza. Secondo nome signori, passiamo al centrocampo, parliamo di Ricci, ve ne abbiamo già parlato. Ricci, capitano del Torino, per il quale Urbano Cairo chiede 35 milioni di euro barra 40, quindi una cifra molto ma molto alta. Il giocatore ha fatto benissimo, però sinceramente per 40 milioni risultano essere un po' troppi. Attenzione però, perché Manna avrebbe pronto sul piatto una cifra pari a 25 milioni base fissa più 5 bonus per arrivare a 30 milioni di euro, una cifra che non è sicuramente quella definitiva ma servirà per sondare un po' il terreno e capire realmente la richiesta di Urbano Caro. Però come avete visto parliamo sempre di italiani, no? Ok. Terzo nome, parliamo dell'attaccante e vi dico il nome di Lucca. Nelle ultime ore c'era la suggestione Darwin Nunez, che resta tale, nel senso che il Napoli comunque ha chiesto informazioni, come ha chiesto informazioni e sta provando a portare in azzurro De Bruyne, che sarebbe un colpo clamoroso, ma nelle ultime ore vi segnalo un maggiore interesse per Lorenzo Lucca dell'Udinese, valutato dai Pozzo 40 milioni di euro, cifra assolutamente alta per il giovane attaccante italiano. Giovane nel senso che credo che abbia 24-25 anni, non è vecchio, però diciamo che è al pieno della sua maturità. Comunque un elemento molto importante per l'Udinese, è esploso in questa stagione, però allo stesso tempo non vale 40 milioni di euro in quanto è alla sua prima buona stagione con la maglia dell'Udinese, quindi non me ne vogliano gli amici dell'Udinese, ma una maglia che pesa relativamente poco. Detto questo, questi erano i nomi di oggi, i nomi sui quali Napoli sta cercando di concentrarsi. Ditemi chi preferite, cosa ne pensate. Grazie per essere stati con noi.